come nascono gli animali. Quando l'uovo femminile si unisce al seme maschile si chiama fecondazione. I vivipari. La mamma tiene il cucciolo dentro il corpo, lo fa nascere, se ne prende cura, lo allatta finché non diventa indipendente. Gli ovipari. La mamma depone le uova. La gallina, per esempio, depone le uova, dopo 21 giorni si schiudono. Questo periodo si chiama incubazione. Gli ovovivipari. L'uovo sta dentro il corpo della mamma, depone le uova, si schiudono. Come si nutrono gli animali? Gli animali si dividono in 3 classi: carnivori, erbivori, onnivori. I carnivori come il lupo, la tigre, il leone hanno i canini per strappare la carne di altri animali. Gli erbivori come la capra, la mucca, la pecora non hanno i canini ma hanno i molari con cui possono masticare a lungo l'erba. Gli onnivori come la scimmia, l'orso e il maiale hanno canini incisivi e molari. Gli erbivori hanno 2 incisivi larghi e affilati con cui rosicchiano. Sono detti roditori. Gli uccelli, la gallina e l'aquila hanno un becco. La gallina ha un becco corto, adatto a rompere i semi. L'aquila ha un becco adunco, adatto a strappare la carne di altri animali per poi mangiarsela. Gli ecosistemi. Un ecosistema è l'insieme degli esseri viventi e non che vivono nello stesso ambiente e delle relazioni tra di loro. La popolazione. Una popolazione è gli esseri viventi della stessa specie che vivono nello stesso ambiente. Il luogo adatto alla sopravvivenza si chiama habitat. Gli ecosistemi sono 2: ecosistema naturale e ecosistema fatto dall'uomo. Il primo ecosistema naturale. Un ecosistema naturale può essere un bosco, la foresta, un lago. Gli ecosistemi fatti dall'uomo: un orto, un giardino